La Chiesa agrigentina e i fedeli sono orgogliosi di Don Baldo Reina, il già rettore del seminario di Agrigento è stato nominato vescovo ausiliario di Roma. Quindi a nome dell'Arcivescovo Alessandro, che a Roma, in occasione della 76esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, do lettura della lettera inviatagli dalla Nunziatura Apostolica. Eccellenza, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato Vescovo Ausiliare di Roma il Reverendo Baldassare Reina, del clero dell'Arcidiocesi di cui lei è ordinario. Sicuramente è un'attenzione da parte del Santo Padre, del Papa nei confronti della Chiesa agrigentina e anche un riconoscimento delle belle qualità e anche del servizio che in questi quasi 26 anni di ministero sacerdotale Don Baldo ha offerto alla nostra diocesi. Negli ultimi 9 anni è stato rettore del seminario e ha dato anche la sua impronta, insomma, nella formazione di coloro che si sono poi inseriti nel presbiterio diocesano. Quindi è per noi una grande gioia perché, anche se è direttamente coinvolto lui, però è anche una attenzione nei confronti di tutta la Chiesa diocesana. Sarà uno dei vescovi ausiliari del cardinale vicario, che è il vicario generale del Papa, in quanto vescovo di Roma. È iniziato già il discernimento e il vescovo ha iniziato già, possiamo dire, le consultazioni, il suo discernimento per la scelta del nuovo rettore. In questa fase insomma, di vacanza, da quando Don Baldo ha iniziato il suo servizio alla Congregazione per il Clero, sto reggendo io ad interim in attesa della nomina del nuovo rettore che guiderà la comunità. Si è già sentito con Don Baldo Reina? Non ancora, non ho voluto almeno tra stamattina, insomma, non sono riuscito, però spero di sentirlo subito. Qualcuno già si aspettava che prima o poi comunque sarebbe arrivata la notizia, sì. Siamo contenti e ringraziamo il Signore per questa attenzione che ha avuto nei confronti della nostra Chiesa diocesana.